Un trafficante di droga, Bruno Pizzata, 51 anni, presunto affiliato alla cosca-pelle dell''ndrangheta, è stato arrestato dalla Guardia di Finanza a Duisburg, in Germania. Pizzata era ricercato dal 2 dicembre scorso quando sfuggì alla cattura nell'operazione Overloading, in cui, su ordine della DDA di Catanzaro, furono arrestate 87 persone. La città tedesca è nota per essere stata teatro della strage in cui il 15 agosto del 2007 furono uccise 6 persone legate alla cosca-pelle Bottari. Su ordine del giudice dei minori, nel pomeriggio di ieri, il patologo forense Katiuscia Bisogni ha effettuato un sopralluogo sulla scena dell'omicidio di Domenico Piccolo, il 51enne ucciso a coltellate dal figlio quindicenne la sera di giovedì a Nicotera. Stamattina l'esame autoptico del cadavere che si trova presso l'obitorio di Vibo Valentia. Secondo riscontri medico-legali, Piccolo è stato colpito mentre un coetaneo del figlio, con una pistola giocattolo, teneva sotto minaccia la moglie dell'uomo e gli altri 3 fratelli. È stata confermata la chiusura delle farmacie per martedì 8 febbraio. A prendere questa decisione il direttivo di Federfarma Calabria, presieduto da Vincenzo De Filippo, il quale durante una conferenza stampa ha accusato l'ASP di Catanzaro per essere rimasta insensibile agli appelli lanciati dalla categoria, senza neanche aprire un tavolo di confronto su un possibile piano di rientro rispetto al debito che l'azienda sanitaria provinciale ha nei confronti delle farmacie, con un arretrato che ormai supera i 6 mesi. Si è svolta ieri nell'Auditorium Casalinuovo, alla presenza delle massime autorità militari, civili e religiose provinciali, l'iniziativa Giovanni Palatucci, raccontato con semplicità, organizzata dalla Questura di Catanzaro. Alla manifestazione di commemorazione dell'ultimo questore di Fiume, in prossimità dell'anniversario della sua morte, hanno partecipato numerosi studenti delle scuole medie e superiori del capoluogo. Palatucci, disobbedendo all'infamia delle leggi razziali, ha salvato oltre 5.000 ebrei dallo sterminio. Il presidente della provincia di Reggio Calabria, Giuseppe Morabito, assieme alla Giunta e al presidente del Consiglio, Giuseppe Giordano, ha presentato il bilancio di previsione dell'ente per il 2011. Un bilancio, ha spiegato il presidente, che risente della consistente riduzione di trasferimenti statali agli enti locali. Per quest'anno, ha precisato, ammonteranno a circa 30 milioni e 487 mila euro, con un taglio del 22% rispetto allo scorso anno. Emozioni, è questo il titolo del progetto psicoterapeutico e pedagogico clinico presentato a Catanzaro dall'assessore alle politiche sociali Sabatino Ventura. Come ha spiegato lo stesso amministratore, si tratta di un'iniziativa che sarà attuata nel penitenziario minorile di Via Paglia, un progetto promosso dall'associazione Aurora che ha come obiettivo quello di incoraggiare lo sviluppo psicologico dei ragazzi ospiti del Centro per la Giustizia Minorile. Il gruppo Giovani Edili di Ance Calabria ha promosso il progetto Sicurezza e Culture in collaborazione con l'Istituto Tecnico per Geometri Petrucci, l'INAIL provinciale ed il Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione Infortuni di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia. L'iniziativa, che è stata presentata ieri mattina, intende far conoscere l'impegno del settore delle costruzioni nel campo della sicurezza e sensibilizzare le nuove generazioni su questa tematica. Ha fatto tappa anche a Reggio Calabria il tour dell'ex sindaco di Napoli Antonio Bassolino, che sta presentando il suo nuovo libro Napoli Italia. L'appuntamento è stato ieri presso il Palazzo della Provincia con gli interventi di Aldo Varano, giornalista, e Massimo Covello, segretario generale CGIL Calabria Dipartimento Cultura. Tra le presenze istituzionali, quella del presidente Giuseppe Morabito e della Fondazione Falcomatà. Apre oggi a Cosenza Opera Aperta, il primo cantiere di restauro con libero accesso del pubblico che diventa evento e svela i segreti del restauro dell'inedito Sant'Agostino di Mattia Preti. L'Opera Aperta si svilupperà all'interno degli spazi allestiti nel laboratorio temporaneo nel cuore di Cosenza, a Palazzo Arnone, sede della Galleria Nazionale. Una replica del soggetto, di datazione ancora incerta, è conservata nell'abbazia di Monte Cassino.